Buongiorno cari amici, benvenuti nel canale vostro Maledetto Veneziano. Oggi faremo una pillola dal titolo Che non sia mai, no? Ma prima di iniziare questa pillola vorrei chiedervi di iscrivervi al canale di Legale Maledetto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi social, Facebook, Twitter, Instagram e quant'altro. Vi ricordo anche che per chi sono nuovi noi abbiamo dei link qui sotto dove potete andare a scaricare nel sito capitano.altervista.org dei circuiti gratuiti. Ci sono 20 ebook con più o meno 10-15 circuiti radionici quadranti e radiostesici che tutti potete scaricare gratuitamente con le istruzioni. Io metto dei circuiti ogni tanto sui social senza scritto niente perché parto dal presupposto che la gente seguendomi. Ciao Tiziana, grazie di avermi salutato sul canale Marietto. Parto dal presupposto che seguendomi vanno almeno a scaricare o guardare le pillole del Marietto. Ho fatto più di 1185 video in meno di un anno. Il 22 novembre sarà proprio un anno. Ho aperto l'anno scorso in giugno, ma ho iniziato a fare i video. Grazie Stella Azzurra di questi complimenti, ci vogliono per tirare sul morale, perché oggi farò una pillola un po' tosta, un pochettino dura, un pochettino corposa per il semplice fatto che sono storie che ho già sentito tante volte nelle consulenze, non voglio giudicare nessuno, non voglio in un certo senso mettere l'ultimo chiodo sulla bara, però vedete, c'è un però. Il problema che cos'è, cari amici? No? Che alcune volte no, ci sono delle persone, magari per errori di gioventù, magari sono giovani, sono materialiste, no? E si mettono assieme dei personaggi che magari da giovani sono anche carini, intellettualmente simpatici, energici, brillanti, ma il lato positivo di quelle persone è il borsellino fisarmonica. Il borsellino a fisarmonica e loro vedono le donne o gli uomini, dipende, vedono il borsellino a fisarmonica, ma non vedono la fine del film. Quante volte il Marietto, e qui guardate l'occhietto vispo, ha detto, il Marietto l'aveva detto, che sarebbe andato tutto in vacca. E poi tornano a piangere, e iniziano i filmoni, ma se il Marietto l'aveva detto. È inutile cercare di fare le vittorie di Pirro, cari miei. Adesso vi faccio solo un racconto breve. Anni fa mi ha contattato una persona, no? Era giovane, gli piacevano le belle macchine, l'attico con la piscina, la vista mare. Il Marietto aveva pesato, perché capite che in alcune consulenze il Marietto addolcisce la pillola per non essere troppo capite, rugoso, ruvido, no? Però dava dei segnali il Marietto, no? Avevo visto che quella signora senza quell'uomo avrebbe patito, ma non perché quell'uomo valeva, ma proprio perché quella signora non aveva l'attrezzatura spirituale per affrontare una nuova stile di vita. E gli aveva detto di restare lì, ma non perché se lo meritasse lui, di restare lì perché lei, no, non avendo una corazza spirituale, energetica, vibrazionale, fuori non avrebbe trovato gente col borsellino largo così. Era un discorso pragmatico, però sempre con la speranza che quella persona avrebbe iniziato a fare un cammino per migliorare se stessa. Invece l'unico cammino che ha fatto questa signora era nei negozi di alta moda, dove il tipo, che non l'aveva neanche sposata, apriva il borsellino e gli dava delle briciole. È chiaro che, capite, quando una persona è giovane, magari anche di bell'aspetto, piace, però col tempo la bellezza se ne va. L'intelligenza può migliorare, ma la bellezza se ne va. E certi tipi col borsellino a fisarmonica vogliono sempre l'ultimo modello sul mercato. E capite che quando delle persone contattano il Marietto cerca di dirgli, no, guarda che non devi andare lì, però devi incominciare ad andare nella direzione un po' spirituale, non materialista.
attaccano giù il WhatsApp del marietto e si vanno nella direzione, ma vanno nella direzione del Versace, del Giorgio Armani e di tutte, perché paga l'altro pantalone. È chiaro che poi quando si rompe il vaso, i cocci, poi dopo si va dall'avvocato, si va dai carabinieri, si va di tutto, si va di qua, quando quell'altro, il marito o il compagno, che magari non sono neanche sposati, ha deciso di non aprire più il borsellino e di prendersi un nuovo modello. Allora, se il marietto ti dice di restare lì, però non ti dice di restare lì perché devi pompargli il borsellino, ti dice di stare lì perché devi migliorarti a livello spirituale. Quando sarai forte, sarai grande, potrai camminare con le tue gambette e uscire da questo pantano. Invece ci sono alcune persone che si adagiano, poi corrono dal marietto, ma è troppo tardi, non si può andare in quella direzione così. Cioè, bisogna fare i passi giusti al momento giusto. Quando si è giovani si hanno le energie, ma quando si arriva dopo una certa età, ci sono le signorine giovani, nuove, di 20-30 anni, che sono la concorrenza per certe persone, che vogliono l'ultimo modello parcheggiato non nel garage, ma parcheggiato nel salotto, capite? Quindi, cari miei, no? Se tu sei una tipa che mi stai guardando che ti piace il borsellino, ricordati che fra qualche anno uscirà un modello nuovo, gomme in, come si, in titanio, aria condizionata, capote, e sarà sostituita. Poi voglio andare dal notaio, dall'avvocato, dai carabinieri a far denunce a destra e a sinistra per spremere il borsellino. Ma non funziona così, perché vivrai male, di notte dormirai male, i figli cresceranno male, avrai amici che ti staranno solamente vicino perché magari ragioni in un certo modo, quando però vedranno che il tuo compagno col borsellino l'ha chiuso, ti abbandoneranno. Perché è questo? Perché questa pillola qui, e sto parlando con una persona che mi conosce, è meglio che gliela linki a quella persona lì, questo video, che capisce che l'errore non l'ha fatto adesso, non l'ha fatto in questi giorni che corre dall'avvocato per farsi difendere, l'ha fatto quando ha accettato certe condizioni che non doveva. Ciao Daniela, grazie per il messaggio, che non doveva accettare. Quindi se siete in quella condizione in cui avete ancora le energie, sicuramente quelli che seguono Mariette non sono di questa qualità qua, però ci sono delle persone che mi hanno contattato anni fa e il Marietto gli aveva spiegato, guarda, in questo momento ti conviene star lì, ma non chiaramente perché aveva le qualità per star lì, solamente perché doveva farsi uno scheletro vibrazionale forte per poter poi scappare. Invece questa qui scappava nei negozi a comprarsi l'ultimo Mercedes, l'ultimo, capite? Le ultime vacanze ai Caraibi, alle Maldive, di qua di là, perché pagava il borsellino, ma lì non c'era sentimento, lì c'era solo. E poi stanno arrivando i nuovi modelli primavera 2021, il compagno vede che in casa sta invecchiando la merce e quindi cosa succede? Succede che quella non ha ascoltato il marietto, no? E succede che incomincia a sentire il fiato sul collo delle nuove concorrenze. E adesso cosa succede? Succede che praticamente si trova uno scivolo dal suo attico che la sta spingendo fuori col perizoma e niente pantaloni, tutto, non prendi niente a questa casa, dice il maritino. Capite come va a finire, cari miei? Quindi ascoltate il marietto. Se volete fare qualcosa di buono, corazzatevi a livello spirituale, energetico, vibrazionale, scaricate i vari circuiti, di cui quello anche per tagliare i legami perniciosi, no? Quei legami negativi che se magari vi tolgono uno pieno di soldi da vicino, magari dovete andare magari a lavorare, magari a volte è buona che vi fate del bene, perché ci sono quelle persone che poi dopo, capite, sono abituati a correre non nei campi spirituali, ma nei campi dei negozi, come si suol dire, nelle cattedrali economiche dello shopping, no? E correte la parte sbagliata. Quindi, signori miei, ritorniamo indietro. Quando siete in situazioni che siete attaccati al borsellino fisarmonica, ma non vi interessa niente cioè, fisarmonica va bene, ma il danno collaterale al compagno, no? Pensateci due volte, non una, due volte, perché poi arrivano i modelli nuovi, più aggressive o aggressivi, che non hanno pietà di nessuno, che vi danno una spollata e vi dico adesso nei negozi ci vado io col suo borsellino.
capite che ci potreste rimanere male. Dopo non potete andare a correre del Marietto, Marietto fa il miracolo, non funziona così. Dovete costruirvi prima un corpo spirituale e poi se la vostra anima gemella resterà a voi, se no se lo prendono pure altri questo soggetto qua, capite? Perché ci sono molti che non hanno ancora capito come gira il mondo, no? Loro pensano finché ci sono qua io, nessuna rientra nel mio zoo, nel mio... mm, ma non funziona così. Ci sarà sempre una alla mattina che si sveglia e vi viene a cercare di portare via il borsellino a fisarmonica e il compagno è il danno collaterale del borsellino fisarmonico. Quindi a tutte quelle persone che vogliono iniziare un percorso spirituale, lasciate stare i borsellini a fisarmonica, lasciate stare le vacanze alle Maldive, lasciate stare uscire al ristorante vestite da super moda, lasciate stare perché poi arriverà il giorno che quel signore lì cambierà modello e voi resterete a casa a piangere sentendovi una ruota in scorta e non aver creato nulla nella vita. E poi, ultimo razio, dovrete correre dall'avvocato, divorzio, carabinieri perché magari vi ha messo le mani addosso, un patatrack. Cari miei, lasciate stare, attivate i circuiti Marietto, se volete una consulenza da Ildegara Marietto Veneziano, sapete che costa 20 euro, meglio piangere un pochino prima, ma star bene dopo, che magari fra 10 o 15 anni, adesso voi siete, magari, i miei come si dice, iscritti al tubo non sono così, potrei mettere la mano sul fuoco del mio vicino di casa, ma tutte quelle altre persone che pensano di fare i furbi, luce colorata perché voglio aver fortuna, angeli colorati, farvi nel giumettatron a parlare con me per fare in modo che quello venga con me perché è borsellino, non funziona così, non funziona così. Dico questa pillola perché anche oggi si è avverata una profezia del Marietto che avevo fatto anni fa. Avevo già spiegato come sarebbe stato il disegno e oggi purtroppo mi ha contattato e mi ha detto Marietto l'aveva detto. Quindi, cari miei, lontano dai borsellini a fisarmonica, lo so, il danno collaterale è poi il maschio, ma lasciate stare sia il danno collaterale che il borsellino a fisarmonica. Seguite le pillole Marietto Veneziano, così in futuro risparmierete sull'avvocato, sul notaio, sul carabiniere, avrete una bella famiglia felice e tranquilla. Magari non andrete in vacanza, non spenderete 3.000 euro al mese di vestiti, ma questo non servirà a niente, perché quel giorno che arriverà come questa signora qui, adesso dorme praticamente fra la caserma, l'avvocato e il marito gli ha messo uno scivolo da lattico che la spedisce fuori col perizoma nuda praticamente, gli ha detto già che non prenderà mai niente di quello che lui gli ha regalato a lei. E quindi, cari miei, non fate questo errore, lasciate stare i borsellini a fisarmonica col danno collaterale che l'uomo o la donna, a dipendenza che ha il borsellino fisarmonica, e continuate a seguire le live del Marietto Veneziano di Hildegard. E se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi qui sotto. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!